Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Sit-in questo pomeriggio davanti la sede RAI di Palermo per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato. Nella notte un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista è stato fatto esplodere davanti la sua abitazione. Omicidio di Paolo Taormina, 2 persone interrogate dai carabinieri a Palermo avrebbero aiutato Maranzano nella fuga. Intanto continuano le manifestazioni di indignazione per quanto accaduto sabato notte in via Spinuzza. Dilaga la droga nelle città siciliane dove aumenta il consumo del crack. Con le nostre telecamere siamo andati a San Cristoforo dove la polizia di Catania ha fatto irruzione in una piazza di spaccio. Rifiuti a Catania, dove le discariche abusive inondano marciapiedi e strade, vengono assoldati extracomunitari per gettare la spazzatura in ogni angolo del centro storico. L'ASP di Catania lancia le giornate della prevenzione 2025, un calendario di eventi, servizi e iniziative in tutta la provincia per promuovere salute, benessere e partecipazione. Da Gela al tetto del mondo, la storia di Salvo Bianca, atleta paraolimpico di salto con l'asta che ha trasformato la passione in riscatto conquistando 5 medaglie e un record mondiale a Brisbane in Australia. Calcio in Serie B, la Palermo lavora all'operazione sorpasso sul Modena, domenica alla Barbera. In Serie C febbre da big match a Catania per la sfida con la Salernitana. Toscano spera nel recupero di Ciccerelli sulla tre quarti. Sicuro assente Raimo, per lui si profila un lungo stop. Bentrovati, lo avete sentito in apertura questo pomeriggio, un sit-in davanti la sede RAI di Palermo per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte. Un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista è stato fatto esplodere davanti alla sua abitazione. Manlio Viola. Sit-in di solidarietà a Sigfrido Ranucci, il popolare giornalista e conduttore della trasmissione RAI Report, al quale sono state fatte esplodere l'auto sia sua che della figlia sotto casa. Ad organizzare la manifestazione davanti la sede RAI di Viale Strasburgo a Palermo è stato il Partito Democratico Siciliano. Piena solidarietà, vicinanza non solo mia personale ma dell'intera delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, così come oggi abbiamo espresso con un comunicato stampa a Sigfrido Ranucci per il lavoro che fa, alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio subito. Quello che è successo lo riteniamo gravissimo ed è quindi la massima attenzione a esprimere non soltanto vicinanza e solidarietà, ma anche il dovere di sentirci tutti responsabili a fare una cortina di protezione perché questo non avvenga più. Giornalisti come lui sono preziosissimi simboli della libertà di stampa e baluardi della libera informazione che vanno tutelati a tutti i costi e non vanno mai lasciati soli, dice il coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, nonché vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola. Si tratta di un gesto gravissimo e intollerabile che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai valori democratici del nostro paese, aggiunge il presidente della regione Renato Schifani in un messaggio pubblico diffuso anch'esso nel pomeriggio. E adesso l'omicidio di Paolo Taormina. 2 persone sono state interrogate dai carabinieri, avrebbero aiutato Maranzano nella fuga. Risultano indagate, effettuate poi perquisizioni allo Zen. Intanto continuano le manifestazioni di indignazione per quello che è accaduto sabato notte in via Spinuzza. Ci dice tutto Marco Gullà. Perquisizioni e interrogatori, proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che sabato notte ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello Zen. Maranzano è arrivato in via Spinuzza con 3 amici, alcuni avrebbero partecipato alla rissa che ha preceduto l'omicidio. Uno in particolare ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato nascondendosi dietro le macchine parcheggiate
parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo. A casa di uno degli amici dell'assassino, i carabinieri hanno anche trovato le collane che Maranzano indossava al pub. Ci sarebbero 2 indagati che quindi avrebbero supportato poi Maranzano nella sua fuga verso lo Zen. Intanto continuano le manifestazioni di indignazione per quanto accaduto, a sfilare anche tantissimi studenti da Piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. Io per adesso non esco, appunto, non so per quanto non uscirò perché è normale che ho paura. Non avevi paura di incontrarti con qualcuno e comunque litigarti, mentre adesso se incontri qualcuno già basta soltanto uno sguardo, devi avere paura. Infatti noi adesso ci spaventiamo anche soltanto a parlare con qualcuno. In questi giorni questo forte senso di smarrimento e di paura ci ha posto, è passata penso nella mente di tutti la domanda se fosse toccato a me e se domani toccasse anche a me, proprio per le circostanze in cui è avvenuta. Domani nella chiesa dello Zen, come annunciato dall'arcivescovo Corrado Lorefice, si terrà un momento di preghiera assieme a cittadini, associazioni e residenti proprio del quartiere. Una movida alternativa, come l'ha definita proprio l'arcivescovo. La piaga della droga nelle città siciliane, dove aumenta il consumo di crack. Con le nostre telecamere abbiamo documentato lo smantellamento di una drug room nel rione San Cristoforo di Catania. All'interno una quindicina di consumatori che avevano acquistato le dosi dagli spacciatori del quartiere. Luca Ciliberti. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando in una piazza di spaccio in via Murifabbro, dove i nostri operatori della Polizia di Stato hanno identificato già all'interno più soggetti che erano dediti all'uso. Noi queste tipologie di attività le facciamo praticamente ogni giorno. Purtroppo in queste piazze di spaccio si offre la possibilità agli assuntori di avere una stanza che viene chiamata proprio drug room, dove loro hanno la possibilità di consumare la sostanza stupefacente. Com'è? Sono entrati già? Sono dentro, ma c'è un po' di gente. Ma... Tutti assuntori? Ne avete trovato qualcosa? No. E qua tutte le porte sono tutte porte blindate. Primo portoncino blindato, secondo portoncino blindato. Se noi proviamo a entrare, loro hanno i secchi con l'acqua, vedi, pronta? Sì. E lo scarico proprio già diretto. Con lo scarico diretto dei secchi, appena tipo noi proviamo a entrare con le porte blindate, loro spaccano immediatamente, prendono la droga, la buttano là dentro, secchio. Che fai così sostanza? In cosa? No. Sì, per questo motivo, giusto? Ci vede quotidianamente. Sì. No? Ti faccio vedere le carte, mi roba di 5 euro, non di più. Dopo averli identificati tutti, ci sono dei soggetti che sono destinatari di alcuni provvedimenti, quindi li porteremo in ufficio per notifiche e per eventualmente ovviamente verificare se ci sono delle pendenze a carico penali, anche delle misure cautelari nei loro confronti. E in altri casi invece questi soggetti verranno poi allontanati ma denunciati, perché questa è una casa di spaccio, che è già una piazza di spaccio che era stata già chiusa, e hanno nuovamente occupato e nuovamente rimesso tutti i sistemi di protezione che hanno proprio per evitare i controlli della Polizia di Stato, e loro portano delle porte blindate proprio per cercare di evitare i nostri controlli. E come avete visto, insomma, anche a Catania si chiede più sicurezza e controllo del territorio. Il sindaco Trantino ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi e ha chiesto più uomini e mezzi delle forze di polizia e dell'esercito. Vediamo. L'opportunità, come più volte sollecitato, di avere maggiori uomini, non solo nell'ambito della Polizia di Stato, ma anche della polizia locale. È vero che ne abbiamo assunti 180, ne stiamo assumendo altre 22. L'omicidio nel parcheggio di Corso Sicilia e la morte del pasticcere Santorea Ognina hanno scosso la città e fatto crescere la sensazione di insicurezza fra i residenti. Queste e le altre criticità che il sindaco Trantino ha esposto al ministro Piantedosi nell'incontro al Viminale, sollecitando più presenza delle forze dell'ordine sul territorio. E un'altra nota dolente è costituita dalla movida violenta nel centro storico, con continue risse notturne più volte denunciate dai residenti esasperati, e la piaga dei parcheggiatori abusivi. Abbiamo chiesto anche, ove possibile, alcune unità di militari dell'esercito italiano, ma soprattutto la possibilità di contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nonché della presenza di moto all'interno del centro storico durante
le ore della movida nei fine settimana. Il rafforzamento delle forze dell'ordine, dei militari, dell'esercito necessita anche di interventi straordinari di prevenzione per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il corpo mummificato di un 87enne di cui non si avevano notizie da anni è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese. A lanciare l'allarme è stato l'amministratore del condominio che, dopo ripetuti tentativi di contatto con l'anziano, ha informato il fratello, il quale non aveva notizie dell'uomo da tempo a causa di rapporti familiari interrotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale e anche i vigili del fuoco. E adesso parliamo di Catania. È uno schiaffo al turismo, la città trasformata in un'enorme discarica. E l'ultima moda, pensate, è quella di assoldare extracomunitari per gettare la spazzatura in ogni angolo del centro storico. Ci dice tutto Tonino De Mana. In bici o a piedi, a passo svelto o lentamente. Ormai la spazzatura si getta in ogni modo, a qualsiasi ora ed in qualsiasi angolo, e poco importa se in centro o in periferia. Così una discarica tira l'altra, sotto lo sguardo dei turisti che ridono, fotografano e commentano. Catania è bellissima, ma sporca, decadente e un po' spaventosa. Noi mettiamo anima, cuore e passione per poter far stare bene i nostri turisti. Discorso che poi nelle recensioni leggiamo la posizione 10, la casa 10, la casa pulita, ma fuori la città è in decoro indecente. Sono le recensioni che certificano un'intollerabile situazione di degrado che mortifica gli sforzi dell'amministrazione comunale, degli operatori turistici e di quanti hanno a cuore le sorti della città etnea. Ogni angolo c'è spazzatura abbandonata, loro fanno fotografie, loro fanno le risate. Per noi questo qua è veramente pesante vedere ogni giorno questa situazione. Prendendo le foto e portarle in tutto il mondo sarà un'immagine brutta. La nuova moda è questa, così oltre a lavare vetri ai semafori o a vendere fazzoletti, alcuni extracomunitari hanno allargato l'offerta, ovvero racimolare qualche euro gettando la spazzatura prelevata a domicilio dal residente di turno, nella fattispecie in via Naumachia. Si sono creati queste attività dove bussano alle porte, chiedono 1 euro, 2 euro per tirare la spazzatura e andarla a buttare in questi angoli. Dulcis in fundo vi proponiamo l'isola ecologica totalmente abusiva di via Salvatore di Giacomo. Qui nessuno vede niente, naturalmente, ad eccezione dei turisti. E sempre a Catania, nel quartiere degli Angeli Custodi, chiude la scuola. Infatti lavori nella rete fognaria costringeranno gli alunni a seguire le lezioni a distanza a partire da lunedì. Un disagio per le famiglie che oggi hanno ritirato i libri dei loro figli. Giusy Lazzara. Siamo in 8ª giornata con la quale i bambini sono tenuti forzati a casa per via dello stesso problema che si è ripetuto tempo fa della fogna nella nostra scuola di Atria. Questa mamma, come altri genitori dell'istituto comprensivo Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania, stamattina ha ritirato i libri di testo per far studiare i figli che da lunedì seguiranno le lezioni da casa. Partirà infatti la didattica a distanza che toglie tanto, dicono i docenti, ma permetterà di continuare a seguire le lezioni. La rete fognaria dell'istituto è andata in tilt e la situazione è precipitata 2 giorni fa. Abbiamo dovuto fare tutto molto velocemente perché la situazione è precipitata, ci siamo resi conto che la situazione è precipitata a metà della settimana scorsa, per cui bloccarci come? Sì, io avrei potuto pensare a degli spazi vicini, in realtà non ci sono questi spazi, qualora ci fossero stati avremmo dovuto arredarli, quindi fornirli di banchi e sedie nel breve, cioè noi abbiamo pensato ad un intervento immediato per risolvere, diciamo, la situazione. Nulla osta, perché intanto garantiamo che da lunedì comincia la DAD, nulla osta che in questi giorni cercheremo di renderci conto se c'è una soluzione alternativa per questo periodo. Adesso ci vorrà almeno un mese per far rientrare in aula gli alunni.
E a fare da contraltare a questa notizia invece ci sono dei lavori che sono stati avviati per la costruzione di una nuova scuola in via Villa Gloria Picanello. Sarà una struttura moderna, sostenibile, 6,5 milioni l'impegno di spesa. La consegna dovrebbe avvenire entro un anno. Orazio Longo. Una struttura in acciaio moderna con pannelli prefabbricati dotata di impianti fotovoltaici per garantire il risparmio energetico e la sostenibilità. Sono i criteri per la costruzione del nuovo edificio scolastico che nascerà dalle macerie dell'ex Capponi Recupero di via Villa Glori nel quartiere di Picanello a Catania. Il sindaco Trantino e l'assessore ai lavori pubblici Parisi hanno effettuato un sopralluogo per l'avvio dei lavori con le ruspe in azione nell'area ormai abbandonata da anni. Nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo complesso sarà una scuola pensata come spazio educativo e sociale aperto anche nel pomeriggio per favorire attività extracurriculari e un'offerta formativa inclusiva. Ospiterà una scuola secondaria di primo grado per 324 alunni, una palestra coperta e spazi destinati a servizi per la comunità. L'investimento complessivo ammonta a 6,5 milioni di euro, di cui 5 provenienti da fondi ministeriali per la rigenerazione urbana e 1,5 dal piano operativo complementare. Il completamento dei lavori è previsto entro un anno. Questa sarà non solo una scuola ma un punto di riferimento per i residenti, dando anche un segnale tangibile per combattere la dispersione scolastica, ha detto il sindaco Trantino, simbolo della rinascita di Picanello, ha concluso l'assessore Parisi. L'ASP di Catania lancia le giornate della prevenzione, un calendario di eventi, servizi e iniziative in tutta la provincia per promuovere salute, benessere e partecipazione. L'obiettivo è portare la sanità tra le persone. L'ASP di Catania ha lanciato la campagna di prevenzione 2025. Da ottobre a dicembre un percorso partecipato che vedrà coinvolti cittadini, scuole, istituzioni, imprese e operatori sanitari in un ricco calendario di incontri, laboratori, convegni, giornate aperte e attività di prevenzione e servizi sanitari nei comuni della provincia, nel focus della diffusione della cultura della prevenzione. Un'azione concreta di sanità di prossimità, spiega il direttore generale dell'ASP. La prossimità si concretizza attraverso la presenza all'interno, nei 58 comuni della città metropolitana di Catania di un mezzo mobile, di un camper, dove potranno essere effettuati screening oncologici, dove potranno essere effettuate le vaccinazioni e dove ci saranno tanti eventi che riguarderanno appunto la promozione e la comunicazione in ambito di prevenzione. Dal 29 ottobre parte il programma di screening oncologici gratuiti su mezzo, soprattutto per controlli alla cervice uterina, alla mammella e al colon retto. La provincia di Catania, che da sola fa quasi un quarto di tutta la popolazione siciliana, mette in ginocchio, non aderendo agli screening per come dovrebbe, mette in ginocchio tutta la regione siciliana e ci impedisce di poter uscire dal piano di rientro. L'esortazione che faccio soprattutto alle donne è di accedere agli screening per la cervice uterina e per lo screening mammografico. Durante il dibattito al Palazzo della Regione Exesa, il prefetto di Catania Signorello ha voluto richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando come questa non rappresenti un costo ma un investimento in civiltà. Il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Emilio Grasso ha invece richiamato l'importanza dell'educazione alla salute sin dai banchi di scuola. Il programma completo delle giornate della prevenzione 2025 è consultabile sul sito dell'ASP. Dal campo polveroso di Gela al tetto del mondo è la storia di Salvatore Salvo Bianca, di 21 anni, atleta paraolimpico di salto con l'asta, che ha trasformato la sua passione in riscatto, conquistando 5 medaglie e un record mondiale a Brisbane, in Australia. Gerry Italia. In una periferia dove l'erba cresce più veloce dei sogni, Salvatore Bianca ha imparato a saltare. Nessuna pista, nessuna pedana, solo un campetto di terra battuta dietro il Palacostica di Gela. Da lì, con la forza della volontà, è decollato fino a Brisbane, in Australia, dove è diventato campione del mondo nel salto con l'asta ai mondiali Virtus, dedicati agli atleti con disabilità intellettive. 3 ori, asta, ostacoli e staffetta 4%, poi un argento, un bronzo e il record italiano con un salto di 3 metri. Un trionfo costruito tra sacrifici, viaggi e notti di allenamento, che Salvo dedica a chi non ha mai smesso di credere in lui. Queste medaglie le dedico innanzitutto alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre e a mio fratello e ai miei nonni e ai miei zii e a tutta la città di Gela che mi ha sostenuto.
Ma in Sicilia il talento non basta. Per anni Salvo e suo padre Massimo, allenatore e guida, hanno percorso decine di chilometri ogni giorno per trovare impianti decenti a Mazzarino o a Motta Sant'Anastasia. A Gela l'unica struttura disponibile era abbandonata, buche, ruggine e silenzio, ed è proprio lì tra le erbacce che Salvo ha ricominciato a saltare metro dopo metro. L'abbiamo costruito in questo campetto che diciamo di atletica a poco, è tutto rudimentale, però siamo riusciti ad arrivare alla vetta del mondo e quindi questo qua è anche un monito ai gelesi per fare questo campo. E anche quello di non diciamo lasciarsi andare ma lottare sempre, perché si ci può riuscire a avere dei successi. A Brisbane Massimo era al suo fianco nello staff della nazionale italiana Virtus. L'obiettivo era una medaglia, il figlio ne ha portate a casa 5 e un sogno è diventato realtà. Il successo di Salvo Bianca va oltre lo sport, è un messaggio di inclusione, una lezione di coraggio per una città che troppo spesso dimentica i suoi talenti, perché il salto più difficile a volte è quello oltre l'indifferenza. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime per quanto riguarda le siciliane di Serie B e Serie C. A tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Il Palermo scalda i motori in vista del match di domenica al Barbera contro il Modena. Operazione sorpasso per i rosanero che ritrovano Ranocchia. Marco Gulla. Un Renzo Barbera da record, un vero e proprio baluardo non solo per le prestazioni settimanali del Palermo, ma anche per la costante partecipazione del pubblico rosanero. E sarà così anche domenica in occasione del match tra i siciliani e il Modena. Una vittoria potrebbe permettere al Palermo di sorpassare proprio gli emiliani e riprendersi lo scettro della prima in classifica. Pippo Inzaghi ha approfittato della sosta in campionato per recuperare energie atletiche e mentali. Sa bene che quello di domenica rappresenta un crocevia importante per la sua compagine. Recuperato Ranocchia, sarà convocato anche se non dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo le bacchette dell'orchestra dovrebbero andare a Segre e Gomez. Dubbi sulla tre quarti. Leduarone e Palumbo al momento sembrano i favoriti per supportare Pogliampalo, ma Brunoni reclama una maglia da titolare. In difesa mancherà Bani, al suo posto Peda con Pierozzi e Ceccaroni. Il Modena al momento è uno dei clienti più ostici del campionato. In avanti si affiderà all'ex De Mariano che farà da spalla a Gliozzi. Inizia un mini tour de force per i rosanero, che poi avranno la sfida a Catanzaro e l'infrasettimanale in casa contro il Monza. Esami di maturità per la formazione di Inzaghi. In Serie C invece il Catania vive l'attesa della partita contro la Salernitana, in programma domenica al Massimino. Il prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti, che potrebbe essere destinato invece a un'iniziativa con i bambini. Sul fronte squadre invece occhi puntati su Cicerelli, mentre l'infortunio di Raimo sembra piuttosto serio. Francesco Triolo. È un'attesa che cresce ora dopo ora, quella che precede la sfida di domenica al Massimino contro la capolista Salernitana. Il Catania cerca un successo che avvicini la testa della classifica e che dia anche un messaggio al campionato, ovvero che la corsa non è solo Salernitana e Benevento, ma c'è un terzo incomodo che in questo momento i più stanno poco considerando probabilmente. Toscano sta lavorando con la squadra a diverse soluzioni, domani parlerà per presentare il big match, ma oggi è una giornata importante per capire quali sono le condizioni di Cicerelli e se potrà dare il suo contributo già da domenica. Probabile che possa partire inizialmente dalla panchina ed essere impiegato se dovesse essere necessario, senza però affrettare i tempi sul suo recupero. Le alternative ci sono, la prima potrebbe essere d'ausilio, per il resto oltre ai dubbi sulla tre quarti dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinta Giuliano, con il solito ballottaggio in mezzo fra Quaini e Corbari. Aloi ha lavorato bene in settimana e potrebbe essere già un'alternativa importante. La brutta notizia invece riguarda l'infortunio di Alessandro Raimo, una distorsione al ginocchio che costringerà l'esterno a rimanere fermo per qualche settimana. Salterà sicuramente le sfide contro Salernitana, Benevento e Casertana, ma poi saranno i controlli successivi a far capire quale sarà la situazione. Intanto il prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella regione Campania per tutti i settori dell'impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti. La società sta lavorando affinché proprio il settore ospiti possa essere aperto, destinandolo ad una iniziativa con i bambini. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Di nuovo in studio c'è una notizia: un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area SAR maltese. Dalla notte scorsa è in corso un'operazione di ricerca e soccorso coordinata dalle autorità di Malta dopo l'avvistamento da parte della Guardia Costiera italiana a circa 50 miglia a sud-est di Lampedusa. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi, un migrante è morto e ci sarebbero una ventina di dispersi. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.